Euroregione News. Ecosostenibilità, Medio Friuli promuove. A Luca Mercalli, presenza costante anche tempo che fa su Rai 3, conduttore di Scala Mercalli, a Sedegliano per una conferenza su economia e sostenibilità, dalla crisi ambientale globale a nuove idee per il Medio Friuli, ho chiesto consigli per il cittadino comune. Ma la prima ricetta è quella di abbattere gli sprechi. Una società occidentale è una società che spreca una quantità enorme di risorse, di energia, di materie prime, produce rifiuti. Lo spreco prima di tutto è uno spreco anche economico. Almeno in una prima fase la sostenibilità ambientale non è una rinuncia, ma semmai è una bonifica anche del proprio bilancio familiare, del proprio portafoglio. Isolare termicamente una casa e mettere i pannelli solari non vuol dire spendere di più, vuol dire alla fine spendere di meno. Consumare con più avvedutezza i prodotti che comperiamo di solito è un'altra modalità per avere un controllo maggiore del nostro bilancio familiare, i trasporti, stessa cosa. Quindi l'abbattimento degli sprechi non può che portarci dei vantaggi dove vincono tutti. Vince il portafoglio e vince la natura. Poi può darsi che ciò non basti e sarà il secondo passaggio dove forse dovremo porci delle domande su che cosa è superfluo e che cosa è necessario. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.